C'è una terra che per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche è tra le più interessanti del Veneto. Essa è delimitata a nord da un monte sacro alla patria, il Monte Grappa, indelebilmente legato alla Prima Guerra Mondiale, teatro di eroici combattimenti da parte dei nostri soldati. A sud da Castelfranco Veneto, ricca cittadina che si apre alla pianura, in cui nome è associato a Giorgione, uno dei pittori più affascinanti e nel contempo enigmatici del Rinascimento. Ad est da Asolo, ridente località collinare, gioiello incastonato nella Pedemontana, dorato esilio della regina di Cipro, Caterina Cornaro, e rifugio di pace e di poesia d'amore per quello che possiamo considerare il padre teorico della lingua italiana, Pietro Bembo. A ovest da Bassano, porta d'accesso alla Valsugana e alle terre di Germania. Quindi luogo di incontro tra mondo latino e mondo tedesco, testimoniato dalla pittura di altri grandi artisti del Cinquecento, Francesco e Jacopo da Bassano. Ebbene, questa terra, già nel 200, è stata ad un passo da diventare il centro più importante del Veneto, quando Ezzelino da Romano fu vicario dell'imperatore Federico II e signore di Padova, Vicenza e Treviso. In altre parole, la più grande signoria del tempo, ahimè caduta velocemente in seguito all'improvvisa morte del grande imperatore, ma forse ancor di più a causa della natura troppo rurale, medievale, di quel potere, come anche per la crudeltà del personaggio. San Zenone degli Ezzelini, Romano degli Ezzelini, il sentiero degli Ezzelini, località e percorsi che ci ricordano oggi che questa potremmo chiamarla proprio la terra degli Ezzelini. Come già fece Dante nel canto nono del Paradiso, presentando Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino. In quella parte della terra prava italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non surge molt'alto, la onde scese già una facella, che fece alla contrada un grande assalto. Signoria rurale, abbiamo detto, e la natura rurale di questa terra rimane l'elemento caratterizzante, nonostante la modernità che si respira nella presenza di molteplici attività artigianali, industriali e commerciali. La ruralità si conserva innanzitutto nel suo paesaggio, nelle coltivazioni tipiche come il radicchio di Castelfranco, l'asparago e il broccolo di Bassano, la coltura vivaistica presente in paesi come Bessica, i formaggi della Pedemontana e delle malghe, come il morlacco e il bastardo del Grappa. La sua cucina conservata e tramandata nei numerosi agriturismi della zona. Ma soprattutto la ruralità la troviamo nelle sue case coloniche e nelle ville, che così bene sono integrate nel contesto paesaggistico-ambientale, nelle quali la funzionalità si sposa perfettamente con l'armonia e l'equilibrio delle forme. Terra bellissima da visitare, da scoprire, da conoscere, da gustare, dunque da amare.